Partita la gara. Gruppo subito allungato. Vediamo se il pronostico è rispettato. L'atleta col peggiorale numero 64. Farà la natura tratta di Mirko Tomasi dell'Atletica Claudina. Mirko Tomasi, passaggio ai 342 secondi, tempo preso al volo qui della postazione degli start. Superata la metà gara da parte di tutti i concorrenti, Mirko Tomasi ai 400 metri, qualche metro, 2-3 metri di vantaggio sul diretto inseguitore. La falcata si mantiene ampia, si guarda dietro per vedere se qualcuno è in grado di insidiare la sua prima posizione, si presenta in testa al traguardo, riceve l'applauso del pubblico, ma attenzione, si prospetta un testa a testa finale tra Mirko Tomasi, che con grinta tiene la prima posizione e va a vincere con l'ottimo tempo di 1 minuto 27 secondi e 37. 1:27 e 37 è riuscito a resistere al ritorno di Elia Campestrini, era l'atleta con il tempo di istruzione migliore, deve accontentarsi su questo 600 della seconda posizione. Una grande prestazione di Mirko Tomasi,